Mire che filmate di Sambero Milis, si vedono danze, colori e sorrisi, le feste paesane, un tripudio di allegria, dove il cuore batte forte in armonia. Tra fuochi e canti sotto il cielo stellato, il paese rivive in ogni volto amato. Ci scusiamo, ma dopo 43 anni, il video in VHS si è danneggiato. Vittoria, chiesa che durante la guerra fu una polveriera, il simulacro di Gesù viene posto su questo letto d'oro zecchino che è un vero e proprio tesoro. Veniamo informati infatti che ne esiste solo un altro simile in tutta Italia ed è a Novara. Questo letto fu regalato alla comunità dal marchese Boyle di Putifigari, che allora lo pagò la bellezza di 11.000 lire e si era nel 1898. Oggi sarebbe una cifra vertiginosa. Questo era l'applauso, grazie, che probabilmente accompagnava e ringraziava i nostri tecnici, la truppa esterna di TV0 che ha curato la realizzazione di questo documentario dove abbiamo visto tutto ciò che è Milis, questa cittadina alle pendici del Montiferru. Come d'altronde anche quest'altra cittadina che sta per entrare adesso, caratterizzata dal campanile che dicono sia il più alto della Sardegna, Sanvero Milis. Accomodatevi pure. Ecco Sanvero Milis. Eccoci qua. Sanvero Milis, dolci ricordi. Io so come ti chiami, però lo devi dire. Vincenzo Caria. Vincenzo Caria, capitano per la seconda volta qui a Sissida in rappresentanza di Sanvero Milis. Stanno facendo un bellissimo primo piano, guarda. Dunque, Vincenzo, cosa si dice a Sanvero per questa sfida a proposito di Sanvero Milis? Basterebbe vedere il pubblico presente, dimostra la buona volontà delle persone di Sanvero. Mi dispiace solo una cosa, i biglietti erano pochi, sono 40, altrimenti avremmo riempito tutto quanto. Vabbè, ma l'importante è comunque che ci seguano da casa e continuino a dimostrarci come stanno facendo la simpatia estrema. Se fosse stato un programma non seguito non ci sarebbe venuto nessuno. Perfetto, questo allora facciamo un applauso a TV0 a questo punto. Una cosa poi che io dovevo dire prima e che mi sono dimenticato per questione di tempo, e dovevo chiedere scusa ai nostri amici telespettatori perché oggi mi manca la cravatta, però cercate di capire, qua sotto fa un po' caldo e poi ho visto tutti i miei colleghi illustrissimi delle altre reti che vanno senza cravatta, ho cercato anch'io per oggi di provare senza, questa era una piccola pausa. Quindi andiamo direttamente allora Vincenzo a vedere quelle che sono le caratteristiche di Sanvero, dopodiché facciamo lo scambio dei doni, va bene? Quindi documentario per Sanvero Milis. Il nome del paese deriva da quello più antico di San Teodoro, poi trasformato in Santuelu, da cui l'attuale Sanvero Milis. Tra le cose di cui i sanveresi vanno più orgogliosi c'è giustamente il campanile, che viene unanimemente considerato il simbolo del paese. Ergendosi per parecchie decine di metri al di sopra dei tetti più alti, è visibile da molti chilometri di distanza e rende così onore con la sua mole al paese. Uno sguardo dall'alto ci consente di inquadrare rapidamente tutto il paese, che conta 2410 abitanti, e la zona circostante. Il territorio di Sanvero è piuttosto vasto, comprende infatti circa 7300 ettari, per lo più adibiti alla coltivazione del frumento, degli ortaggi e degli agrumeti. In quei 7300 ettari, inoltre, trovano posto la peschiera di Isbenas, l'oasi faunistica di Sale Porcus, i pascoli per i pastori sanveresi. È difficile sintetizzare in poche parole le molte attività che trovano spazio in questo paese. Sanvero infatti è un paese molto attivo ed è molto attento in particolare alla salvaguardia del proprio territorio e delle proprie tradizioni.
Non a caso l'artigianato, come spesso succede in Sardegna, è ancora fiorente. Noi siamo rimasti particolarmente colpiti dagli splendidi lavori in giunco, altro orgoglio del paese. Le immagini che vedete in questo momento sono consuete per San Vero ed il visitatore può ammirarle in qualunque momento. Per finire questa nostra panoramica, ci sembra giusto ricordare il gruppo folcloristico che tanto gentilmente si è esibito davanti alle nostre telecamere. Abbiamo allora visto anche il secondo documentario relativo a San Vero Milis e iniziamo velocemente perché come già vi ho detto questa è una puntata ricchissima di personaggi, di ospiti eccetera eccetera. Con lo scambio dei doni da parte delle squadre io prego gli amici capitani di venire vicino a me, Franco e Vincenzo, vi dispiace? Ecco, è un po' difficile passare qua perché c'è un po' di roba, ci sono i doni, poi vedremo più dettagliatamente. Allora Franco inizi tu perché come abbiamo fatto prima per sorteggio Milis inizia sempre in tutte le cose. La monetina che abbiamo fatto salire prima. Io purtroppo, ripetendo il discorso di prima, mi devono scusare gli amici di San Vero che ho portato un po' di miele, non so se servirà a noi per la sconfitta o servirà a voi per la vittoria. Ecco, effettivamente l'ho lasciate a me magari. Lo lasciamo al massimo. Benissimo, quindi questo, facciamo un applauso però, siamo un po' molti stasera. Questo era per quanto riguarda Milis. San Vero, io ti lascio il microfono, te lo reggo io, così mi spieghi un po'. Abbiamo portato un po' quello che potrebbe essere il riassunto dei prodotti agricoli di San Vero Milis. Vediamo la cassetta. Forse sarebbe meglio che qualcuno glieli porgesse, così risolviamo un po' il problema, evitiamo tutto questo movimento. Mamma mia, lo mettiamo per terra magari. Abbiamo le arance, abbiamo i limoni, i fagioli, i ceci soprattutto Milis li comprano a San Vero per fare la sagra dei ceci, penso. Le patate, ci stiamo un po' ingrovigliando qua, Poi Vincenzo, ecco, mentre che ti porgono quella roba, tu mi avevi accennato prima una barzelletta che volevi raccontare, non la raccontiamo più, no? Se non si offendono. No, la raccontiamo, un po' di silenzio però per cortesia, Capitani, se fate fare un po' di silenzio alle squadre così andiamo un pochettino più veloci. Diciamo che a Milis usano un sistema diverso dal nostro per misurare la febbre. La temperatura corporea qui, sentiamo un po', quale sarebbe? A San Vero i malati si mettono il termometro sotto il braccio, a Milis invece mettono l'arancia sotto il braccio. Come sarebbe a dire un arancio? Perché sono tutti e due il mercurio. Questa era bellina, bravo. Era bellina. Senza nessuna offesa. No, per carità. Visto che anche Franco... Tra l'altro volevo dire che le arance che vendono a Milis sono di San Vero, e che portano in giro per tutta la Sardegna. Non sono di San Vero. Beati loro perché si fanno i soldi in questa maniera. Li prendono la maggior parte da San Vero e Volevo dire anche un'altra cosa. Dimmi. Sotto dei Sparas, c'è scritto nella storia almeno nel 1147 circa, sì. È stato fatto dai frati camaldoliesi e tra l'altro loro dicono che quando sono arrivati loro milesi, i milesi non sapevano manco cosa fosse l'agricoltura, non sapevano zappare la terra neanche. È scritto nella storia. Quale storia?
Ci siamo documentati. Qua Franco bisogna che tu ti trasferisci a San A Vito. San Vero si usa molto dire canzone bella anche mia, canzone bella anche E mia. già si vede. Sono i fiori offerti dai figli al Pisano. Fioricoltura. Per voi. Per TV0 invece ho offerto questa bellissima composizione. Ah, che la facciamo vedere, mi sposto un po'. Grazie, grazie. Io ringrazio a nome della produzione, la possiamo mettere da una parte, vi dispiace? Grazie. Poi continuiamo, andiamo. Attenzione, attenzione, non passate davanti mai davanti, sempre dietro. Continuiamo, ancora. Franco, ti dispiace darmi una mano perché qua ci sono altri omaggi. Descrivi pure. Acquavite. No, non è acquavite. Aspetta che Franco è andato con la composizione floreale che tu gli hai fornito. Franco, qua c'è un omaggio ancora. Ascolta, ecco, non ti illudere, non è acquavite. Mettiti un po'. Acqua di Puzzuido, vi bagnate i piedi perché ne avete Ma bisogno. io veramente io guarda, non faccio neanche il bagno al mare in effetti. Cielo, Grazie. sabbia di Puzzuido. Beh, un po' di sabbia mi serviva. Grazie. Sei Questo- molto gentile. Comunque, fosse stata acquavita l'avrei gradita di più indubbiamente. Acqua di questo- Puzzuido. senza nessuna offesa per TV0 e anche uno schiaffo morale per la televisione perché ha ripreso solo i panorami e tutte le cose caratteristiche del paese. San Vero ha 28 km di costa, Puzzuido, San Ascoala, Mandriola, Suvalloso, Sì, ma posso una intervenire? località marina. Posso intervenire? No, il discorso è abbastanza semplice. La località turistica e balneare di San Vero Milis non ha bisogno di essere pubblicizzata televisivamente parlando. Quindi a questo punto non abbiamo ritenuto... Non esaltiamoli fino a questo punto. Andiamo avanti, velocemente perché è molto tardi. Di questi me ne lasci un po' perché io sono golosissimo, tu lo sai. Pasticceria Orru di San Vero, via Garibaldi, offre a tutta TV0. A tutta TV0, quindi anche a me. Questo Mi raccomando. da Maria Diana di San Vero Milis per Massimo. Perfetto, grazie. Questa non me la portate Ecco, via questa è la però, cosa più particolare. Questa io la do a lei che se la conserva e me la dà dopo. Questa è la cosa più particolare. Questi sembrano delle Launedas, mi sembra almeno, no? La UNEDAS sono offerti ai bantabene perché suonano sempre la chitarra e non sanno manco cosa sia la fisarmonica. Oppure allora questo è uno strumento tradizionale, iniziano con questo, poi finiranno con suonare la fisarmonica. Benissimo. Allora, abbiamo esaurito con San Vero, a questo punto io volevo che Franco mi presentasse il suo ospite, perché lo presentiamo subito, vi spiego il motivo. Se facciamo venire il signore, lo accogliamo con un applauso, l'ospite di Milis. Prego. Signor? Enna Pasqualino. Pasqualino Enna. Dunque, lei è un artigiano. Spieghi un po' la caratteristica della sua professione. La mia professione è a fare questi stui di carne. Adesso ormai sono già vecchio. Ho capito, quindi lei oggi ci darà un saggio della sua abilità a fare una stuoia, mi stuoia sembra. di carne, sì, Ecco. quella che facevo prima. Benissimo. Siccome noi l'ospite di solito lo presentiamo nella seconda parte, siccome dobbiamo invece far vedere quello che è il prodotto e come viene fatto, Sì. l'abbiamo presentato subito e durante tutto il programma la telecamera ogni tanto staccherà sul signore e vi farà vedere come lavora e come realizza questa stuoia. Se si vuole mettere al lavoro tranquillamente e prima di... Prego, s'accomodi, io pregherei il capitano di venire vicino a me perché a questo punto devo presentare un ospite, lei prego si può accomodare, un ospite e un caro amico, ve lo presento in 2 parole, è colui, un po' di silenzio per cortesia, è colui con cui TV0 ha iniziato le sue trasmissioni in rete, io pregherei un primo piano se fosse possibile, evitare il caldo. Ha iniziato TV0 con questa persona, con questo caro amico, ed ha avuto un grosso successo, ha battuto il record mondiale di permanenza di fronte alle telecamere, dico il record del mondo, Giuseppe Nonnis, eccolo qua. Vieni qua vicino a me, mi fa piacere, oggi è una lotta di nasi, mi hanno detto. Dicono ma come mai TV0 ce l'ha con questi nasoni qua? È la caratteristica, c'è niente da bisogna fare. accontentarsi. Dunque, perché Giuseppe? Innanzitutto perché l'ho pregato di venire dopo tante preghiere, perché è impegnatissimo con serate e tante cose. E c'è un motivo particolare. Giuseppe, a partire dal mese di luglio,
inizierà qui a TV0 una trasmissione molto molto in grande, cioè una trasmissione in tutte le discoteche della Sardegna. Cioè TV0 andrà in tutte le discoteche della Sardegna per fare un programma, mi sembra, di musica, dediche, ospiti, eccetera, eccetera, no? Mi sembra, Giuseppe, che poi debbano telefonare i gestori dei locali che volessero intervenire, telefonare qui a TV0 per prenotarsi. Tu cosa prevedi per questo programma? Io mi auguro che vada come è partita bene la televisione, quindi con una buona esploit. Un buon esploit, speriamo. Giuseppe, io ti lascio andare perché so che hai un impegno grosso e ti ringrazio di In cuore. bocca al lupo comunque, a San Vero Mini sei venuto. Grazie. Un applauso a Giuseppe Nonni. Grazie a Giuseppe e passiamo per iniziare quelle che sono le ostilità al primo gioco. E siamo arrivati al primo gioco di questa sera, il primo gioco che non è tanto un gioco quanto un invito a nozze, un invito a cena, diciamo. E prima di andare avanti, di spiegarvi questo, volevo ricordarvi, come già ho fatto l'altra volta, che la scenografia che voi vedete qua è stata fornita, sempre che l'amico si sposti dal monitor perché non vedo, è stata fornita dalla Tosco Sarda, la Tosco Sarda Antichità che si trova in via Cagliari a Oristano. Alla Tosco Sarda potete trovare tutto ciò che è mobili antichi, restaurati dagli artigiani di Oristano, rappresentati da Mauro Licheri, l'amico Licheri che si trova a Oristano in via Vittorio Emanuele. E naturalmente potrete anche utilizzare questa Tosco Sarda e Mauro Licheri per tutto ciò che è disinfestazione contro tarli e termiti e restaurazione, imbiancaggio di mobili, tutto quanto. Via Cagliari 105 a Oristano, oppure Mauro Licheri al numero 63 della via Vittorio Emanuele. Il primo gioco, che consiste appunto in un invito a cena, in un invito a nozze. Io vorrei pregare degli amici di venire a mangiare con noi, se vi volete accomodare, in rappresentanza di Milis. Giovanni, prego. Prego, tutti e due Giovanni, se vi volete accomodare. Oggi non abbiamo potuto portarvi un primo, un secondo, un contorno, perché avevamo dei problemi, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato delle uova. Prego, accomodati pure. Delle uova. È semplicissimo quello che dovete fare. Dovete cercare di mangiare queste uova nel minor tempo possibile, va bene? Ci hanno provato prima dei nostri amici e non ci sono riusciti. Io ve li vorrei far vedere, questi amici che sono qua, Peppa Antoni e Isabella. Ciao, come state? Eccoli qua. Sempre arrabbiati. Ma perché siete? Perché siete sempre arrabbiati? Ma è possibile? Vieni qui, vieni. Venite vicino a me, sono messi un... E sto prada questo mi riesce. Un bravo ragazzi! C'è entrata sul negozio a comprare un devo di vestiti e seguo a mascherare, mi schia, aspettando un po' da commento. No, calmatevi ragazzi, dai, non è il caso di mettersi a litigare. Ma è inutile, c'è mezzami che stiano a me. Tu si di te, sei imprezzato un me, povero mio. Non mi vuoi fare stress, non mi vuoi pulire, l'uovo, nulla. Tutto fai io. Ma No, come ma ti cerca- adesso questa cosa? Il mazzo, dei femmine fuori tutto qua. Senti questa cosa nuova che sto nel ma senti questa cosa, su frada sia sta. Deu, ti sciugo i blocco su, a Gionetto, su, ma fai stress non serve Dove sta andando? Dove sta andando Isabella? Aspetta, È arrabbiata. Un bravo Mamma mia. quando più giovane si deve Non venga di questa mano. tagliava a me, che dai no. Ragazzi, basta. Bisogna iniziare a mangiare, venite vicini perché non è il caso di litigare di fronte alle telecamere, assolutamente. Aspetta questa cosa No, dopo, bisogna iniziare a mangiare. Allora, ragazzi, spieghiamo il gioco in maniera un po' veloce. Sì, passo dall'altra parte così almeno state un po' tranquilli. Dunque, mangiare queste uova. Innanzitutto, se vi volete mettere il tovagliolo, cominciate a prepararvi col tovagliolo perché è la scenografia. È obbligatorio anche il tovagliolo messo sul... Sì, bisogna avere il tovagliolo. Ecco, così, perfetto. Adesso vi spiego cosa dovete fare. Usando questo coltello e forchetta, mi state ascoltando? Dovete mangiare queste uova sode nel tempo di 3 minuti. Potete, dimmi? Sì, ma è obbligatorio di mettere nel piatto oppure
No, le puoi prendere direttamente da lì, non ci sono problemi, eh. Nel piatto se le devi tagliare, le metti nel piatto se le devi tagliare. Puoi cospargerle con della maionese, che dovrebbe essere da queste parti, va bene? Adesso la facciamo portare la maionese. Dovrebbe essere dietro, mi sembra. Comunque adesso la portano, non c'è problema. Potete bere, avete acqua, birra e vernaccia. A ciucciaia, vera. Ecco, lo prepariamo. Una mano per Pantone, così. Ogni volta che bevete perdete un uovo al conteggio finale, va bene? Ogni volta che aggiungete della maionese perdete mezzo uovo. A parità di uova mangiate vince chi ha più liquido, quindi chi ha bevuto di meno. Avete 3 minuti di tempo, aspettiamo che Isabella metta un po' di maionese, non so se poi la usiate o meno, quindi 3 minuti. Avete capito bene? C'è qualche problema, no? Quindi potete prendere le uova direttamente da qui e usare il piatto solo per tagliarle. Siamo pronti? Siamo pronti? Questa cosa non mi esce. Non esce la maionese, che sono cose che capitano in questo genere di trasmissioni, non c'è problema. Eccoci qui, ce l'abbiamo fatta ad aprire la maionese, tanto ne occorre poca, ne occorre poca. Il cucchiaino per la maionese, eccolo qua. Ecco la maionese anche per l'amico di Milis, la mettiamo qua col cucchiaino. Siamo pronti col timer? Pronti? 5, 4, 3, 2, 1, via! Partiti! Partiti, non potete tagliarlo oltre la metà, ricordatevelo, 3 minuti di tempo, 3 minuti. Mangiano di gusto questa gente qui, Zanvero alla mia sinistra, Milis alla destra. Sono buone, sì. Non vi preoccupate delle briciole. Ecco inquadrato il concorrente di Zanvero Milis. Sono buone, sono buone. Siamo a 47 secondi. 47 secondi. Queste le devi lasciare ormai, poi verranno eventualmente penalizzate, Ricordate, se volete bere, bevete pure. I capitani che controllano, poi controlleremo meglio alla fine. No, ragazzi, non toccateli perché poi dicono che li disturbiamo. Noi abbiamo i 2 capitani che possono stare, facciamo un quadro di famiglia in un interno qua, Come sta il tipo? Mi sembra che sia Zanvero in testa, Mi sembra Zanvero Milis in vantaggio, non vorrei dire delle eresie. Quante erano le uova, ragazzi? Erano 15, erano 15. Ci stiamo avvicinando. 1 minuto e 48 secondi. 1 minuto e 55 secondi. Ancora 1 minuto al termine. È in vantaggio Zanvero Milis. Nessuno ha ancora bevuto. Ricordate, se bevete perdete un uovo, Se bevete perdete un uovo, se mettete maionese ne perdete mezzo. Quindi regolatevi. Zanvero ha fame però, quant'è che non mangiava sto ragazzo? 28. È 28 giorni che non mangiava questo, no? 28 uova ha mangiato. Sì, perché mi dicevano che per scommessa si è mangiato 28 uova. Mancano 15 secondi. Mancano 8 secondi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. In piedi, ora potete, vieni, stai vicino a me, adesso potete bere se volete, cosa preferisci? Un po' di questo, con la tettarella però, no niente, tu vuoi bere? No, niente. Dopo ai capitani. Mi sembra, un po' di silenzio per cortesia.
mi sembra che non ci siano problemi, io vorrei che guardaste anche voi capitani. Vince la prima prova Sanvero Milis. Sanvero Milis che ha lasciato nel piatto solamente 2 uova, mi sembra, solamente 2 uova. È stata una cosa veramente matta. E partiamo al secondo gioco. Allora, noi stiamo bevendo qui nel mentre, non so se vi siete accorti. Eccoli qua. No, mamma, portatemi via, basta. Guarda, si siete grannacci, hanno Posso bere anche. Ovviamente, stanno che è troppo povera. Posso bere anch'io, mi dispiace, appena almeno, non lo so. Ecco, perfetto. Beviamo alla salute. Cicina. Hasta a salute del nostro, quanto questa cosa quando puoi dare un uso? Hasta a salute del nostro, del nostro, del Santero e del Mivireso pure, va bene, attenzione. Posso lavorare? Ah, si scalesce a TV0! Evviva TV0! Io vorrei che me li rinchiudeste da qualche parte se fosse possibile, lavoriamo un po'. Gara della battorina, semplicissimo, ci sono 4 battorine per parte, abbiamo l'amico di Milis alla mia sinistra, tanto la camera inquadra ancora l'ospite di Milis che sta lavorando alla scoia. Quindi Milis alla mia sinistra, Sanvero alla mia destra. Per Milis il signor? De Palmas Luigino. Luigino De Palmas. Per Sanvero Milis? Pisano Antonio. Antonio Pisano. Per sorteggio inizia Milis, quindi 4 battorine, poi ci sarà uno stacco con degli amici, dopodiché vi daremo i risultati della giuria. Lei è pronto? Allora facciamo un applauso di incoraggiamento però, Eccoci qui. 4 battorine, pronti? Inizia Milis. Alla cantamos una battorina, prossa seconda volta sono rado, ma mi hanno avversario cambiato, si completare poi sa vaina, tanto cantamos una battorina. La cantamos una battorina, hai questo grande organizzatore, pieno di affetto e tanto amore, Dio gli dia salute e grazie al divina, che si canta una battorina. Che si canta una battorina, Santerua saranno presentato, ma prima non la sto piantato che è partita di Milis Caraichina, tanto cantiamo su una battorina. Cantamos una battorina su collega, mi pare di andare male, ma si incontra io che pago sale, già abbiamo noi Salsalina, che si canta da una battorina. Noi si canta da una battorina, Santero contro Milis non ti avvente, se sino a punto di cosa al dente, se incisiva al molare se canina, che si canta da una battorina. Che si canta da una battorina, te lo giuro non conta, manco a 7. E lo di Grese poeta, vai con Cadice in Saghistina, che si canta da una battorina. Ultima battorina.
Gai si canta da una batturina di un beni che andese a pago, si è santero chi arma lo fiago, a musco di fettare creulina, gai si canta da una batturina. Cantiamo su una batturina, te a ti occhire, non ti occo, e nemmanco usa mano di tocco, che sta bocchire una garbina, dai si canta da una Complimenti, complimenti, abbiamo terminato, ecco, state vicino a me. Abbiamo terminato questo secondo gioco della batturina, la giuria sta decidendo a chi dovrà andare il punto. E intanto, se rimanete vicino a me, vi faccio conoscere degli amici miei carissimi che prego di entrare, li vedo che sono lì in fondo, se riescono ad arrivare in tempo, ce la facciamo? Intanto volevo ricordarvi che tutto ciò che vedete alle mie spalle è stato fornito da Caria Arredamenti a Tramazza. A Tramazza esiste questo grosso centro d'arredatore, centro arredamenti, veramente in condizioni assolute di economicità sul prezzo e praticità e naturalmente anche cose veramente sostanziose. Caria Arredamenti a Tramazza, e ricordate, per gli abitanti di San Vero Milis e Milis, voi andate lì, strappate il prezzo all'inverosimile, ecco intanto che il nostro Elia ci fa vedere i particolari del mobile, andate lì, strappate il prezzo all'inverosimile, quando proprio avete dato l'ultimo prezzo dovete dire: casa mia, per piccina che tu sia, io ti arredo da Caria, e avrete un ulteriore 5% di sconto. Questo solo per Milis e San Vero. Vi presento gli amici che vi ho detto prima. Banda Beni! Eccoci qua. Ciao banda, come state? Ciao. Qual è la camera? Posso salutare il signor Tote? Ciao, come stai? E allora? Ciao. Come va ragazzi? Allora, questa settimana come l'avete trascorsa? Sempre pensando ai mondiali, sempre pensando ai mondiali. Visto l'Italia non sta andando comunque, sono dei grossi problemi. Abbiamo pensato un detto. Senti, come quello dell'altra volta? No, diverso. Sentiamo. Chi di Vigo ferisca, di Vigo morisca. A proposito dell'Italia. Piuttosto, una cosa non può comprendere te, una cosa. Su Paisu è Millisi e basta. No, i paesi sono due, c'è Milis e San Vero Milis. No. Come sarebbe no? Come ti benesse questa questione? Sono due paesi, uno è Milis e l'altro è San Vero Milisi. Fammi capire, è abbastanza semplice mi sembra. O è Millisi o è San Vero Millisi. Da che non si deve pinnare che c'è un santo che è farso. Uno è San Vero è vero no, vai lei. O è vero o è falso? Siccome santi ha ragione Felicetto. Grezia coi fanti ma non lascia stare i santi, vero? Va bene, basta allora. Pomei e Millisi e basta. Non arrabbiare. Comunque. Cosa ci fate ascoltare come primo pezzo? Ma tu sì che sei bello là, ma bello è, vero su che è bello, Gente buffavago di birra, un altro deccio o no? Se tu ti Chi rifai ha il naso lungo, sceglie Beruse, lo vai a razza il naso che tiene in mano, però è bello, c'è sempre così. fascino romantico della borghesia. Vabbè, allora io a questo punto vado via perché è meglio evitare. Andare, ciao, ciao. Cosa ci fate ascoltare? No bari no. Perfetto, andate, banda bene. Che lombiamo chizzi, una macchina arriverà, c'è una vita e noi accanto, su colori vidri azzurro, senza strisciate di nanta, sui volanti tipo speeder, 240 sbarra B. Siamo gaggio caporali, non usciamo a Jay-Z. Guarda. Chiantendesci in bussa Spider, tutto bene con Cordaus, da mangiano ghizzi in pei, tutto bene all'Ichirius, Salvatore Minchellino, Antiochetta
era il suo papà. Marietta, io vi dico, e baccalà. Questi pilseni era in coa, sia Marietta seziananti, i ticchetus ma pure scius, un ubraco travolgenti. Tutti gli altri passeggeri li prendeva a gana malla. Don Iaranti li vedevo con la faccia tutta gialla. Siamo dei turisti di Aborazan, ma siamo sani come tutti voi. I foresti tutti li battiamo, tu morbe gonga il resto fatti suoi. A Castettus e Eusubenius, per ragioni familiari, un cifraggio e vini cocco a curare degli affari. Fassilendi con piriccu, una cosa chi non fai. Nelle strisce pedonali la denno da minchionai. Ma dunque che ma piriccu non comprendi, si da vigara cantai. Che a Roma vora malli, a Giumai dorrara a Rui. e da bella che Castettu, si non pari di già poi. Quasi quasi ci ritorno e ci porto tutti voi. Siamo dei turisti di Aborazan, ma siamo sani come tutti voi. I foresti tutti li battiamo, tu morte gonga il resto fatti suoi. Se sumera di ticchetus, totunietus ma vero, quella totem ce l'abbiamo, tutte le altre forse no. Le straniere dicono sempre fate un po', che siete poi po'. È per questo che il turismo così tanto sviluppò. Siamo dei turisti di Aborazan, ma siamo sani come tutti voi. I foresti tutti li battiamo, tu morbe gonga il resto fatti suoi. Che si tornata doma, Dioga, Dacca! Dacca, non la mina non le Ed eccoci nuovamente qua, sono in compagnia di amici miei che vi presento dopo. Volevo prima di presentarvi questi ospiti che ho vicino a me, darvi il risultato della battorina, della gara della battorina. C'è stato proprio un margine di vantaggio strettissimo, è finita 4-3. Ha vinto Milis. 4-3. Per Milis. Mi hanno spiegato, no, andate via, andate via. Non che io, chissà bene che sa di Siciana. Ragazzi, per cortesia, Lei noi punti, su, no, sono dei musicisti che adesso vi presento, quindi è una cosa seria perché fanno un genere serio. Si sente benissimo, si sente benissimo. È un complesso rock che vi devo presentare. Ci lasciate liberi un momento che... Ve lo dico, sono gli Stormy Six, facciamo un applauso. E
Adesso ve lo spiego, se mi dai il microfono, ecco. Allora, esatto, è successo questo, cari amici che ci vedete. Pino Martini e Tore Garau sono venuti a trovarci perché li ho costretti con la forza. Sono qui in ferie in Sardegna, sono del grosso gruppo che tutti conosciamo, che sono gli Stormy Six, un gruppo a carattere internazionale. Grazie Massimo. Un gruppo che racchiude nel suo ambito, come avete potuto vedere, 2 elementi della Sardegna, addirittura di Oristano, anche se tu sei di Santa Giusta. Ecco, Santa Giusta ormai è Oristano, prendi pure il microfono. Santa Giusta. Santa Giusta, va bene. Dunque, cominciamo magari da Pino o da Tore, tutti e due insieme. Io volevo dirvi a che punto siete col gruppo adesso. Ho visto da poco sui giornali che state per iniziare una tournée innanzitutto. Pino. Beh, noi abbiamo già fatto la tournée promozionale per il nostro disco. In aprile, però questo in tutta l'Italia. Adesso forse tu ti stai riferendo alla piccola tournée in Sardegna, sì. La faremo alla fine di luglio, 4 giorni, sono 4 date. Adesso le date non te le dico, insomma, ti dico Santa Giusta per esempio, il 27, che è la zona più vicina a noi. Il 27 insomma, luglio. Sì. Poi c'è a Semini, zona Carbonia e altre. Quindi allora una promessa che io vi devo strappare, Tore e Pino, di tornare con tutto il gruppo quando verrete a fare la tournée, il tour in Sardegna, ovviamente. Va bene. Perché è successo questo, che volevo farvi vedere quello che è la produzione degli Stormy Six, e molto gentilmente mi hanno portato una registrazione di un loro brano che vedremo dopo, lo vediamo dopo la chiacchierata che facciamo insieme. Parliamo un po' del disco, Tore, Al volo, cos'è questo Al volo? Nell'ultimo, c'è il microfono? Sì, si dovrebbe sentire. Regia. L'abbiamo inciso 5 mesi fa, posso dire sicuramente che è uno dei più bei LP di musica rock progressiva che uscirà quest'anno in Italia, che è uscito in Italia, anche perché l'abbiamo inciso finalmente non più come facevamo normalmente noi in pochi giorni con i tempi ristretti, ma l'abbiamo inciso con tanta calma, con i mesi, con uno dei più bravi tecnici italiani. Per cui un LP che... Sì, con Gianni Prudente. È un LP che spero che adesso arrivi anche in Sardegna, perché la distribuzione in Sardegna per certo tipo di musica un tantino meno commerciale del solito è sempre difficile, no? È sempre un disco difficile da divulgare, comunque si troverà in Sardegna già fra un po'. E penso che per la tournée che faremo in Sardegna, che concluderà una prima parte di quella estiva, di sicuro Cagliari, anche Oristano potremo avere il disco, così si potrà sentire, insomma. Perfetto, quindi il pezzo si chiama Al volo, no? Il 45. Il disco si intitola Al volo. I brani che sentiremo dopo sono 2 pezzi tratti da questo disco, che si intitola Cosa danno e Reparto novità. È un filmato che abbiamo fatto con la scuola del cinema a Milano. Allora, una sorpresina così lo facciamo vedere. Volevo chiedere una cosa, adesso passiamo a Pino. Ho letto da qualche parte che in Inghilterra e anche in Germania, mi sembra, vi conoscono come Macchina Maccheronica. Spiegami questo particolare. Macchina Maccheronica è un vostro album, mi sembra, no? Sì, è l'album precedente a questo qua. Come mai questa cosa? Ma Macchina Maccheronica era il titolo del lavoro, dell'album, del long playing, però abbiamo deciso di tenerlo anche come secondo nome, insomma, no? E poi evidentemente all'estero Macchina Maccheronica, Maccheroni è una cosa che funziona parecchio, e allora è chiaro che nell'orecchio gli resta piuttosto macchina, a volte scrivono macchina maccaronica, macchina maccaronica, però resta questo sempre in Germania e in Inghilterra, comunque sì, qua in Italia anche sempre... No, in Italia resta Stormy Six. Ho capito. 4 pezzi scritti da Pino in questo ultimo album. Come mai questa tua riscoperta di autore? No, beh, io già lavoravo in Sardegna insieme a Salvatore con i Salis, già scrivevamo già allora varie musiche, e quindi niente, anche suonando con questo gruppo abbiamo messo dentro le nostre esperienze, insomma, di musicisti sardi nati in Sardegna, quindi con un nostro stile. Esatto, infatti è questo che volevo dirti, ho sentito ascoltando il disco, il pezzo che è molto bello, un'impronta di folklore sardo, come mai? Correggo la parola folklore, di atmosfera sarda, di sapore, magari, di armonia sarda, e beh, insomma, se si è sardi te lo porti dentro, hai capito, finché non finisce. Aspetta, che mi sembra che sia un po' in avaria il microfono, Tore. Sì, prendo questo. Sì, perché anche se lavoriamo con un gruppo milanese, tipicamente milanese, un gruppo, possiamo dire, storico, siamo riusciti dopo 5 anni che ormai suoniamo in questo gruppo a inserire la nostra personalità nel modo giusto, portare le nostre arie tipicamente mediterranee e sarde, anche se chiaramente non è il ballo sardo al rock, non è che sia una cosa un po' così, è una roba un po' più raffinata, penso. Ho capito, quindi solo giusto un'impronta allora praticamente. Sì. Benissimo.
Io ringrazio gli amici Pino Martini e Tore Garau, facciamo un grosso applauso, ci fanno ascoltare un loro grosso successo che è Cosa danno, Stormy Six. Cos'era, quando, dove, come si chiama, quando sarà. Cosa c'è stasera, cosa danno, cosa c'è stasera, cosa danno, cosa ci danno prima e dopo, cosa mi danno stasera a me. Cosa le danno a qualcuno, cosa vede tra il sonno. Cosa c'è stasera, cosa danno, che cos'era, quando, dove, come si chiama, quando sarà. Cosa c'è stasera, cosa danno, cosa c'è stasera, cosa danno, cosa ci danno prima e dopo, cosa mi danno stasera a me. Cosa le danno a qualcuno, cosa vede tra il sonno. Così la cosa si vede nella sua sede luminosa. Nello specchio nero quando è spento non c'è niente, nello specchio nero quando è spento viene un odore di mobilia, il lumicino va a casa di Pio. Come dentro l'occhio di un nasello non c'è niente, come dentro l'occhio di un nasello c'è l'ombra dell'appartamento, c'è la mia mano sul banco di un bar. Se ci si guarda qualcuno fa come è vero, mettilo su, mettilo, premi on, così la cosa si vede nella tua sede luminosa. Cosa c'è stasera, cosa danno, cosa c'è stasera, cosa danno, su che cos'era, quando, dove, come si chiama, da quanto sarà. Cosa c'è stasera, cosa danno, cosa c'è stasera, cosa danno, cosa ci danno prima e dopo, cosa mi danno stasera a me. E abbiamo visto gli Stormy Six. Erano gli Stormy Six, un grosso colpo per TV0, speriamo che qua sia un po' di silenzio, quello è tuo figlio, eh? Un applauso ai concorrenti, ragazzi, dei Milis e San Vero Milis. La prova della cultura,
La prova della cultura. Come potete vedere questo banco è guarnito con dei fiori. Dopo. Un momento per cortesia. Vi volevo... Basta così. Volevo solo dire che questi fiori, l'allestimento floreale, è stato realizzato dalla Maido. È stato realizzato dalla Maido che si trova a Zeddiani, la Maido di Manfredo Cozza, dico bene? E alla Maido troverete tutto ciò che è naturalmente giardinaggio, perché mi hanno rimproverato la volta scorsa. Quindi vastissimo assortimento di piantine fiorite per giardini, più naturalmente piante ornamentali, progettazione di impianti per tutto ciò che è un giardino meraviglioso, ancora parchi, campi gioco, terrazze, manutenzione giardini, quindi parchi e forestazioni e ancora opere in verde. Ricordate che la Maido si trova a Zeddiani, alla periferia di Zeddiani. Andiamo col gioco della cultura, se voi siete d'accordo. Abbiamo i nostri due concorrenti di oggi. Alla mia destra il capitano di Milis, Franco, e alla mia sinistra Antonello, in rappresentanza di San Vero Milis. Conoscete tutti, perché ne abbiamo già parlato, le regole fondamentali del gioco. Ci sono 10 domande e 10 secondi per ciascuna domanda. Come schiacciate io mi fermo, quindi dovrete rispondere in base ai dati che io ho formulato. Ricordate la puntata precedente che uno mi ha fermato prima che io finissi la domanda, non ne ha capito niente ed è andata male. Quindi iniziamo con la prima domanda, siamo 1-1 nella classifica parziale. Voglio sapere il nome della famosa torre che si trova in piazza Roma a Oristano. Per Milis, il nome della famosa torre. Torre di Mariano. Non è la torre di Mariano, può rispondere se calca. 10 secondi, 8, niente, finito. Era la torre di San Cristoforo o Porta Manna. Mi dispiace. Milis scende a -1, ti dispiace andare leggermente più avanti così mi evito di... se no finisco dentro. Seconda domanda, nei pressi di quale paese della provincia di Oristano si trova il nuraghe Losa? Ancora Milis. Ancora Milis. Ghilarza. Abasanta. Abasanta. E mi sembra che siamo 1 a -2. Coraggio Franco, ancora c'è tempo. Un po' di silenzio per cortesia, grazie. Terza domanda, da quale popolo venne fondata la città di Cornus? Da chi fu fondata Cornus? È scattato il cronometro. Cornus. Punici. Non sono i Punici, puoi rispondere se credi? Romani. Neppure i Romani. No, basta. Erano i Cartaginesi. Scusa, ma i Punici sono i Cartaginesi, infatti. Io vorrei... Cosa mi dite? Mi dice che i Punici sono in effetti i Cartaginesi. Cosa dobbiamo... No. Come no? È così? Ma non è vero. Allora facciamo così, facciamo consultare nel mentre andiamo avanti. Facciamo consultare, Quanto siamo? 0 a -3 addirittura. Dobbiamo fare la quarta domanda. Presso quale cittadina si trova il castello di Serravalle, eretto dai Malaspina nel 1112? Presso quale cittadina si trova? È partito il cronometro. Bosa. Oggi la Raucetine. È stata Bosa, in effetti. Siamo 1-0 a -2. 0 a -2. Questo è simpatico, questo punteggio. Quinta domanda. Vogliamo sapere il nome del simpatico gestore del famosissimo saloon di San Salvatore. Ramon. Dice Franco che l'ha fregato sul tempo, infatti è un marchingegno elettronico, per cui infatti questo Ramon l'abbiamo preso lo spunto perché è stato così gentile da farci realizzare la sigla d'apertura e di chiusura desi sfida. Infatti ciò che vedete, molti ci hanno chiesto infatti dove avete realizzato questa sigla di apertura e chiusura, dove ci sono i nostri due collaboratori, adesso dico il nome così mi picchiano, è stata realizzata a San Salvatore di Sinis, appunto dall'amico Ramon. Andiamo avanti.
Presso quale paese si trovano le terme romane di Mesumundu? Dove si trova Mesumundu? È semplice, pensateci bene perché è semplice. Fordongianus. Non è Fordongianus. Tonello, se vuoi puoi rispondere, non rispondi? È Siligo. Siligo. Mesumundu si trova a Siligo. Va bene, mi dicono che c'è un suggerimento, comunque non ha influito, quindi possiamo andare avanti. Ce ne sono pochi. Mi volete aggiornare sul punteggio? Meno 3-1 per Sanvero, vero? Mamma mia, scusatemi, ma oggi sono veramente... deve essere questa arietta che arriva. Sulla strada da Castelsardo a Sedini, si dice? Sedini, si trova una famosissima roccia dalla figura molto particolare. Vogliamo conoscere il nome di questa roccia. L'elefante. Roccia dell'elefante, roccia dell'elefante. Ti ha preso sul tempo, Franco, eh? Suona, ti assicuro che funziona, stai tranquillo. Non riesci a fregarlo sul tempo. Carattere sportivo queste domande, abbiamo anche dei giocatori qui vicino. Contro quale squadra Gigi Riva disputò la sua ultima partita? L'ultima partita di Gigi Riva, non suggerite, ho visto chiaro il suggerimento, annullo la domanda. Contro quale squadra Gigi Riva ha giocato la sua ultima partita? Io prego il cronometrista di stare un pochettino più attento, oggi sono tutti un po' presi dalla competizione. Contro quale squadra finisce il tempo? Contro il Milan. È contro il Milan che il Gigi nazionale ha esaurito purtroppo la sua carriera. Avevo frainteso, pensavo in seguito alla frattura perché era il Prater di Vienna. Ecco, a proposito, io volevo dire questo, siccome so che Riva segue questa trasmissione, vorrei indirizzare un applauso a Gigi nazionale da parte nostra. Perfetto. Andiamo avanti. Riva ce l'avrà male adesso con voi. Chi era, nona domanda, non è penultima, chi era l'ala sinistra titolare del Cagliari? Ancora Gigi. Prima di Riva. Era Tonino Congiu. Tonino Congiu, bravo. Tonino Congiu. Meno 2 contro 2, mi sembra ormai è già esaurita. Facciamo l'ultima domanda per regolarità. Contro quale squadra esordì Gigi Piras? Contro la Fiorentina. Fiorentina, stretta di mano. Facciamo un grosso applauso per i nostri concorrenti, vi prego. Eccoci qua per il primo fil rouge di oggi, in rappresentanza di Milis. Giuseppe Mazzuzzi, Sanvero. Giancarlo. È semplicissimo quello che i nostri amici devono fare, hanno 2 minuti a disposizione per questa prima manche, devono ovviamente pelare le patate. Non contiamo le patate ma contiamo il peso delle patate pelate, quindi al limite potete anche tagliare tutto quanto, andare a cubetti perché non ci sono problemi. Dovete pelare queste patate, metterle qui, solo quelle che saranno qui dentro saranno pesate. Pesate, ovviamente devono essere pulite benissimo perché se ci va un po' di buccia ancora su una patata questa viene esclusa. Quindi regolatevi, va bene? Abbiamo i nostri 2 amici, Peppantoni e Isabella, che vi preparano. Adesso li dovete vestire però, Forza ragazzi, vestitevi perché sennò si sporcano. Isabella, tu che sei praticissima, iniziamo col grembiulino. Ecco il grembiulino, è simpatico. Guardi, le giuro che sta benissimo, mi creda, sta molto bene, molto bene. Giancarlo forse sta un po' meglio, la coroncina. No, non mi piace però così, no. Levagliela, un pochettino più giù. Io direi, aspetti, lei mi consente. Così va bene. Giancarlo, ti dispiace? Guarda, appena di più. Ecco, così va benissimo. Sei molto bello, così non si confondono, non hanno problemi a guardare la luce e possono giocare tranquillamente. Oh Isabella, fammi più fraintesa, calla. Sono simpatici. Siamo pronti ragazzi, gli volete dare i coltelli? A lei non si sa che è accuto a lei. Allora al mio via dovete partire.
avete 2 minuti a vostra disposizione, non vedo il tempo, perfetto. Vogliamo azzerare il nostro cronometro, 2 minuti dal mio via e iniziate a iniziate a prendere quando io dico via. 5, 4, 3, 2, 1, via! 2 minuti da questo momento. Incoraggiamo i nostri amici che stanno iniziando a operare. Mi sembra San Vero... Non torniamo così seria, dai! 25 secondi! Paolo, fammi un primo sulla patata, guarda. Vanno velocissimi, vanno velocissimi. 50 secondi. Attenzione alle dita, attenzione alle dita. Ancora 43 secondi. 43 secondi. Mancano 30 secondi. Prima manche di questo fil rouge, la situazione la vedremo dopo, la situazione la vediamo più tardi. Andiamo a vedere adesso, dopo questa prima manche, qua sta succedendo di tutto, dopo questa prima manche vediamo gli ospiti che ci hanno portato gli amici di Milis e San Vero Milis. Riservata agli ospiti, siamo 2-1 per San Vero Milis. È una battaglia questa, non è più un'isfida, sta diventando una cosa veramente grossissima. E mi fa piacere anche perché poi sugli spalti il nostro pubblico è proprio, come si dice qua, in fogarau, perché stanno facendo un tifo sfegatato. L'ospite di San Vero Milis, ve lo voglio presentare. Lei si chiama? Fenu Isidoro. Fenu Isidoro, posso abbassarmi un po'? Sì, ci rientro anch'io in camera. Allora, Fenu Isidoro, lei suona le launeddas? Le faccio. Le fa addirittura? Ma suonare poco. Suonare poco, questo lo vediamo dopo comunque, non ci credo che lei sa suonare poco. Mi dica un po', che cosa richiede, qual è la fatica o eventualmente la spesa per realizzare uno strumento del genere? Ci vuole un giorno e che si impegni. Ci vuole un giorno per realizzare e una vita per imparare, praticamente? No, per imparare ci vuole una vita. Una vita, appunto, avevo ragione. Lei quanti anni ha? Come la carriera militare. Quanti anni ha, signor Isidoro? Lo possiamo dire? Siamo in 70. Siamo in 70, facciamo un applauso al signor Isidoro. Signor Fenu, cosa ci fa ascoltare stasera? Beh, un balletto all'antica. Un ballo campidanese? All'antica. Perfetto, allora io sistemo il microfono e vi prego di fare ancora un grosso applauso a Isidoro Fenu e le sue launeddas.
Bravo signor Penu, bravo, complimenti, complimenti. Posso stringerle la mano? Grazie. E vorrei che mi seguisse un po' la camera per vedere cosa sta realizzando l'ospite di Milis. Sempre ci rientro in camera, abbassati un po' Paoletto, così vedi, mi prendi bene, visto che riesci a seguire. Cosa sta facendo lei? Facendo la studia di canne. Ma quanto tempo è che sta lavorando? Ma è parecchio, Ci vuole del tempo. Ci vuole del tempo. Ma poi le vende lei queste stuoie? Prima le vendevo. Le vende o le regala? Adesso le regalo. Ah, ecco, appunto, perché io ho un problemino, per quello volevo sapere se le vende o le regala. Perché se le regalo ho un problema, se le vende ne ho due, capisci? No. È tutto questo, tutto questo. Facciamo un applauso all'amico di Milis. Io vorrei che vedeste, se è possibile, il prodotto... Sto facendo questo per regalarlo a Sanvero Milis. Ho capito, e al presentatore magari, che ne ha bisogno. Vediamo il prodotto finito, se è possibile. Sì, mi sembra che sia in camera. Guardate che cosa bella ha realizzato in pochissimo tempo. Vediamo il particolare di questo lavoro che è veramente eccezionale. Un artigianato che purtroppo sta scomparendo in Sardegna, che sarebbe il caso cercare di realizzarlo. Vediamo anche dall'altra parte, se mi fate ancora un piano, un primo. Sarebbe il caso di realizzare qualcosa in più per questi artigiani in Sardegna. Io vorrei, siccome so che ci sono le persone all'ascolto responsabili di questa mancata organizzazione, fare un applauso da parte del nostro pubblico per questi artigiani. Andiamo avanti. A questo punto è un amico, un caro amico che ci è venuto a trovare qui a TV0. È un ragazzo che canta da, penso, 20 anni praticamente. È uno dei maggiori cantautori che si trovano in Italia in questo periodo. Ha fatto così, è in ferie in Sardegna, si trova qua a Montespada. È venuto grazie all'interessamento di TV0, l'abbiamo pregato in 4 lingue, nonostante la raucedine, perché aveva 38 di febbre, è venuto a cantarci un pezzo. Ci ha eseguito e ci esegue Se un giorno non mi amassi più. Leano Morelli. chiesto che farei, il mondo ancora affronterei, con la stessa forza dentro, come farò fino a quando potrò contare su di te. Se un giorno non mi amassi più, mi son mai chiesto che direi a chi mi chiedesse come mai. Mi salverei dicendo che sono stato io a volerlo, poi in fondo poi lo ammetterei. Lo ammetterei. Poi ti guardo e stai ridendo, sul mio dramma stai scherzando, è proprio vero, non ha senso, visto che mi sei accanto, hai ragione e se ci penso, far l'amore è molto meglio davvero. Ma se un giorno non mi amassi più, non sarà uno scherzo come ora. E pensarci adesso che sei qui, sì lo so che non ha senso, ma tutto quello che io sento, e a chi lo devo dire se non a te? Se non a te. Poi ti guardo e stai ridendo, sul mio dramma stai scherzando, è proprio vero, non ha senso, visto che mi sei accanto, hai ragione e se ci penso, far l'amore è molto meglio davvero.
mai chiesto che farei, il mondo ancora affronterei, con la stessa forza dentro, come farò fino a quando potrò contare su di te. Se un giorno non mi amassi più, mi son mai chiesto che direi a chi mi chiedesse come mai. Mi salverei dicendo che sono stato io a volerlo, ma in fondo poi lo ammetterei. Ringraziamo Leano Morelli, è venuto a trovarci anche se stava male, aveva un po' di febbre e questo è stato un grosso sacrificio per lui. Mi ha promesso che tornerà a trovarci a settembre quando farà una tournée in Sardegna toccando 10 centri appunto della nostra isola. Quindi grazie a Leano per questo eccezionale omaggio che ci ha fatto. Vogliamo fare un applauso a Leano Morelli che ci è venuto a spiegare. Sì, era un po' giù di morale in effetti. Siamo arrivati, dimmi Isabella, vieni vicino a me, ci abbracciamo, guarda, posso abbracciare? Leonardo, che non devo cavolo tutto questo patata, te l'ho scraffendo, cioè non c'è la qua calanca a me. Ma che cosa stai dicendo? Ma per carità. Andate di là a grattarvi, fate piacere, guarda, se vi volete grattare da un'altra parte che così facciamo il fil rouge, che c'è la seconda manche. Siamo pronti, la seconda manche del fil rouge. Fil rouge. Pulire le patate. Ecco. Siamo pronti altri 2 minuti? Ragazzi, come va? Caldo? È un po' di caldo. Sì, si vede in effetti. 2 minuti, dal mio via. 5, 4, 3, silenzio, 2, 1, via! Partiti. Partiti per questa seconda manche del fil rouge. Tifo accanito qua dentro, Guardate come pela bene la patata. No, c'è svelto quest'uomo. Prima Sì, che sì. vai giù. Sta recuperando Milis, ho visto che sta recuperando. Che non è quest'uomo? Di Milis. Ah, di Milis. Mi raccomando. Ecco i capitani che vengono a incoraggiare i loro protetti. No, il capitano non tocchi le patate perché guarda Franco, qua siamo a buon punto, quanto manca? Mancano 53 secondi. Ah no, Sorichetto, e te un varanomini o te questo Sorichetto? Su varranomini. Ah, su varanomini. Ah, va grave, che ferro. Attenzione al capo che qua se no mi porti via, guarda. Ma con quale calma l'amico di Milis. Quanto manca, ragazzi? Mancano 34 secondi. Ah, io 34 secondi su scelta e poi Mezzo minuto ancora al termine della seconda manche. Questo fil rouge interessantissimo. Mi posso portare via le patate io dopo? Me le posso basta portare che la via? sua Isabella. Ah, le vuole Isabella? No, abbiamo una pecora. E sono lui che faccio spignatina. 15 secondi ancora. 10 secondi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Alt. Finita la seconda manche, vediamo un po' qual è la situazione. Mi sembra che siamo abbastanza pari, una certa equità nel peso. Mi sembra, e poi vediamo cosa succede dopo nella terza manche, dove avranno 4 minuti a loro disposizione. Eccoci qui, qual è la camera? La 3?
Siamo arrivati al gioco del budino. Io pregherei ancora una volta, per cortesia, i bambini, se non riuscite a farli star zitti, portateli fuori. Questa è l'ultima volta che ve lo dico, perché non ci capiamo tra di noi. Gioco del budino. Hanno a disposizione 2 minuti. Come vedete ho i capitani vicino a me, Sanvero e Milis, e il gioco consiste in questo. C'è 2 partecipanti per ogni squadra, 2 imboccatori, 2 come mangioni, chiamiamoli così. L'imboccatore deve con la mano sinistra dietro la schiena imboccare il suo compagno di squadra, che sarà bendato come se stesso, come lui, va bene? Evitando, no, è un moscerino, lascialo pure dentro, ma non toccare finché non iniziamo. Guarda che qua ci sono le squalifiche immediate. Volevo dire, mano dietro la schiena, imboccare. Vale il numero dei cucchiaini, quindi dei cucchiaini imboccati. Di conseguenza se cade qualcosa per terra non vi preoccupate, ovviamente qualcosa dentro gliela dovete mettere, va bene? I concorrenti... mani dietro la schiena, completamente. Il primo concorrente che esce da quello che è il regolamento viene squalificato immediatamente. 2 minuti. Li volete vestire, vi dispiace? Allora, gli imboccatori vi volete mettere... Ah no, prima la benda, giusto? Bisogna bendarli, bendatevi bene. E io pregherei i capitani di controllare, ciascun capitano controllare l'avversario, per vedere se ci vede o meno, in modo tale che possiamo andare tranquillamente. Questo non ci vede. Sei convinto che lui non ci veda? Cosa dici? Non ci vede qua, stai tranquillo. Non ci vede. Non ci vede, no. Non ci vede neanche lui. Questi sono a posto. Peppantoni, ti dispiace darmi una mano? Gli vuoi mettere il cappellino? Perché è giusto che abbiano il cappellino da cuoco anche loro. Vi porgo il cucchiaio. Allora lo diamo a Milis. Ce l'ho io, guarda, te lo sto porgendo. Ugualmente per Sanvero. Ci siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta? Allora voglio il nome degli imboccatori. Per Sanvero? Salvatore. Per Milis? Chi sei? Mario. Mario, non ci vede. Sanvero il mangione. Parla. Antonino. Antonino. Per Milis? Aldo. Aldo. Non ci vedo, non l'abbiamo appurato. Il cucchiaio ce l'hai, mettiamolo in posizione uguale, mi sembra che siano uguali. Al mio via 2 minuti, mi raccomando, in regia controllano il numero dei cucchiai, Siamo pronti? Via! Partito il gioco del budino. Beata, è buono, è buono. Dai Lesco, no, uno basta imboccare una volta. Sono i concorrenti che suggeriscono, i capitani che si fanno sentire. Dai così, dai ancora, dai via, basta, 27 secondi. Mamma mia. Mamma mia, siamo sporchi fradici qui. Ancora. Siamo a 45 secondi. Basta, un altro. Basta un altro, subito. Vabbè. Basta, un altro. Basta. Dio mio, cosa mi tocca fare? Siamo sporchi di budino. Un altro. Basta, un altro. Non so chi sia in vantaggio. Basta, un altro. Buono, bravo. Quanto manca? Mancano 40 secondi. Basta, un altro. 40 secondi. Mancano 30 secondi. Sulla tua testa. Sì, bravo. Dai, Non suggerite, capitani. Non suggerite i capitani. C'è ancora del budino. C'è ancora budino. 15 secondi. Budino ce n'è ancora, quindi possiamo continuare. Bravo così. Bravo. Alto. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Alt. Ora io vorrei, scusate un momento, vorrei che la giuria mi dicesse in regia, sì, chi ha vinto, perché non lo so, se me lo... 18 per quello che era qui? Allora vince Milis, 18 a 17. 18 a 17.
18 a 17. Scusate un momento. 2 pari la situazione a questo momento. Concedetemi un momento di tregua perché qua mi hanno imbudinato, come si suol dire. TV0 poi mi renderà conto dei pantaloni come minimo. Quindi siamo 2 pari nella classifica sino a questo momento. Quindi il San Vero Milis 2, Milis 2. Andiamo a vedere cosa succederà dopo. Nel mentre volevo sentire cosa stanno facendo i nostri amici Bandabeni, perché è un po' che non... Basta! Cosa vuoi? Allora Giussi, come ti è andata questa gara che ti batto da sopra? Io penso alla mia rovina, io penso che impazzirò, guarda. Magari ci si squattera su. Guarda tu Vannetti, tu vai a me famiglia, tu trichidato. No, guarda i pantaloni, altro che pannetti, non lo so. Ma insomma, tu posso da triballare voi. Ma infatti è giusto, si porta a lavorare. Bandabeni, venite un po' qui, datemi una mano per questa Permesso. Sì, venite. Allora, aspettami Sezio. Vieni Lillico. Facciamo un applauso a Lillico e i Bandabeni, su. Eccoci qua. Allora, 2 a 2 siamo, bene. Siamo 2 a 2 Lillico, siamo riusciti ad allora arrivare. non c'è molto murigo. Ma oddio, diciamo che per Allora, adesso la situazione è tranquilla. Poi volevo dire una cosa. Posso fare un appunto? Una cosa velocissima. Questa è la trasmissione più calma che io ho trovato da quando faccio Si Sfida. È una delle trasmissioni più corrette, con un pubblico correttissimo e dei concorrenti veramente educati. Vorrei un applauso per tutti. Bisognava dire. E poi gusto chi Questo è per caffè pagato. Col tuo premesso volevo contare una brazzelletta. Posso assistere? Sentiamo. Se tu sia citti. Si sente? Si sente? Si sente o non si sente? Allora, in un ristorante, in un albergo di Bacuavisi, Ponnatalli, c'era l'albergo stippato proprio, Brennu, che era Brennus albergo. A un certo punto, ci tu dite per lo mio, perché non mi confondi, a un certo punto tutti i letti erano cormi, tutta la gente prendeva l'albergo, a un certo punto arriva una coppietta, nuova di zecca, proprio era lì chi deve entrare. Apre l'albergatore e di vari, mi spiace, posti non ce n'è più. Ma noi siamo alla prima notte di matrimonio, come si fa? Non abbiamo casa, non abbiamo... ma non fa, come ti fai? D'occhili. Bah, se si arrangiaisi, ci arrangiamo, la prima notte di matrimonio. E tu streccanta in un angoletto e li lasciano lì. Appusti su un vago. Toc all'albergo, un'uvara giganti. Cosa c'è di a ridere lì? Un'uvara giganti. Toc, ci sarebbe un posticino anche per me. No, non fai tu, sti pau e prendo l'albergo. D'occhili, un'uvara giganti, d'occhili, manco di night, sto domandando, d'occhili. Facciamo una cosa, si arrangiamo su di ahí, ci mettiamo una bella tenda. Ci sono 2 sposini novelli, mettiamo una tendopoli, da una parte gli sposini e da una parte lei. Si arrangia così, sì, che ci arrangio, che non ci dà fazzo bruso, si arriva un mio, non ci dà fazzo bruso. E commenta la Sannotti. Da una parte su vara e da l'altra parte gli sposini novelli, sapremo un notti. Ci viera sa sposa, che non viera commenti vostretti, signori. Tutto di morosa, mettili, subito issa, tutto di morosa, via, mischina. Ci verrà suo sposo che dinerara. Di chi sono questi piedini? E issa, miei. Di chi sono queste gambette? Mie. Di chi è questo culletto? E si gittiera. Timorosa, scira che ci verrà su varda, sa travarti, mischino. Non vuoi che tu dia ici? No, le commenti vostretti, questo no. Sì, da pago. Ma siamo lei? Però, uno che la cosa vuoi un mouse, di cavettili e tornare a caricare su sposo poi ti avere sapremo un notte, mischino. Di chi sono questi piedini? Miei. Di chi sono queste gambette? Mie. Di chi è questo culletto? E non era nudo, vuoi te e di variare a male che ci verrà su vara e poi lei era un pochino così, però su vara non si vorrà dormire stanotte, si furriara, si dovrà furriare in sul letto, ma si furriara d'or
Di chi sono questi piedini? Miei! Di chi sono queste gambette? Mie! Di chi è questo culletto? E citti, a un certo punto su vara non di volere a Prusio, si vurriere e no. Ma insomma, in noi si non si agattara su mare e su panello, si dorme di questa notte, ti dici? Bravo Lillico, bravo Lillico. De Praga. Allora, che poteviamo, cantiamo un'altra sì, canzone. Cantare qualche canzone che stanno andando bene nelle piazze. Siamo trovati in una piazza della Sardegna. Dovete sapere che questi signori qui lavorano fortissimo. Il pezzo. Ecco, il pezzo si intitola Deu, durante la Coppa è mio, però se permettete volevo salutare tutta la popolazione di Macomer, molti punti di Areogoso. Ciao Macomer, sì. Ciao! Bello Macomer, ok, lo vediamo. Allora, Deu, da cantare Coppa è cosa mia, tocca da tanto. No, noi andiamo via, andiamo via. Ci siamo. In una perda spacciao de traballai Antioca coen di cerda a canta su Gopai con su cigarro un buca pargiu manco Deu su pinu non mi ciucca Serriu cocomeu Sulei tu non mi piaci non trovo quasi mai non cico mai sabaci ma tu te chiarrai spacco dopo canto sei forte che non fai ti piegherà su spanto mi beni te cantai bella calasetta quando è notte il sole che ti illumina la mente noi ci salutiamo tra la folla e a te ti manca sempre la parola dimmi da Geli che momento Finicas non di poco non sei pisci a luau sei vigili e fuoco che non sesti sturau amigos non ti tengo che pezzan a spantai mi dimenti ritengo mi lassan da cantai bella calasetta quando è notte il sole che ti illumina la mente noi ci salutiamo tra la folla e a te ti manca sempre la parola Zilling, down down baby in New Orleans senza in proprio guarda scalao te traballai Antioca sempre come di cerda accanto e su proprio Gopai bella calasetta quando è notte il sole che ti illumina la mente noi ci salutiamo tra la
Cosa è? Ci sono, qua sì, ecco, il microfono entra. Lillico, stammi vicino perché dobbiamo fare due cose. La prima è salutare nuovamente un amico e la seconda è quella della prova di forza. Certo. Giuseppe Nonnis, nuovamente, vieni qua. Eccolo qua. Giuseppe. Giuseppe, per ricordare, adesso spiegalo tu cosa devi fare, perché sono stanco, guarda. Oh, bene, io vorrei ricordare al pubblico di TV0 che a breve scadenza appunto mi farò rivedere anch'io in video. Sono un po' impacciato, emozionato. Dunque, inviterei tutti coloro che vogliono partecipare di scrivere o telefonare, questo lo vado a dire per quelle persone che hanno una discoteca o qualcos'altro, ecco, in modo che tutti noi di TV0 ci sposteremo per andare a far visita appunto a tutte queste discoteche che ci ritroviamo qua in Sardegna. Perfetto, quindi sarà una trasmissione fatta nelle discoteche in Sardegna con degli ospiti musicali, esatto, delle dediche, delle cose stranissime. Giochi fatti con Giuseppe Nonnis, recordman mondiale di permanenza davanti alle telecamere. Bene, grazie, arrivederci. Un applauso anche a me. Ragazzi, state vicino a me perché adesso facciamo una cosettina. Vorrei far partire il cartello del prossimo gioco che è la prova di forza. Concorrenti per la prova di forza. Sanvero Milis è il concorrente di Milis. Eccolo qua. Tu ti chiami? Egidio. Egidio. Giuseppe. E Giuseppe, quindi Sanvero e Milis. Il gioco lo conosciamo tutti. Si tratta di rimanere il più a lungo possibile in questa posizione, oppure in questa posizione, tenendo non niente come ho io, ma la sedia sollevata in questa posizione. Quindi acchiappare qui in questa posizione la sedia, portarla su e distendere il braccio. Bisogna distendere il braccio. Quindi ovviamente vince chi riesce a rimanere il più possibile con la sedia in questo modo. Siamo due pari nella classifica parziale, io direi che potete prendere posizione. Mi raccomando, non toccate, guardate che venite squalificati se non distendete il braccio e se toccate questa parte della sedia. Pronti? Via! Allungare, distendere il braccio. Perfetto, va bene la posizione mi sembra? Va bene? Sono molto forti, molto forti. Distendi il braccio. Distendi il braccio. Non deve toccare, non deve toccare, non deve toccare. Va bene così. Attenzione che se tocchi col braccio vieni squalificato. Il braccio è disteso, il braccio è disteso. Silenzio, distendi il braccio, distendi bene il braccio. Distendi bene, distendi bene. Pure vicino a me, la prego, ha vinto Sanvero Milis, siamo 3-2, una stretta di mano fra voi due. E siamo arrivati all'ultimo gioco. Calmi un momentino, prima dell'ultima manche del fil rouge. Volevo prima ricordarvi comunque una cosa, che se chiunque avesse necessità di un'antenna televisiva, dovesse installare un impianto antennistico in casa, per vedere meglio ovviamente TV0, si deve recare in via Cagliari 384 Oristano, telefonare al 73862 prefisso teleseretivo 0783 della ditta Natale Sardo. Quindi ricordatevi, Sardo Natale a Oristano in via Cagliari 384, telefono 73862. Tutto per l'antennistica. Il gioco del palloncino. Il gioco del palloncino è una cosa abbastanza semplice, bisogna fare una gincana con dei palloncini equipaggiati in un certo modo, in cui vi spiego. Possiamo fare questo gioco grazie agli omaggi che ci sono stati forniti dalla Nova Agricola, che è una ditta che si trova a Oristano in via Cagliari e che ha tutti i prodotti, fornisce tutti i prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio, antiparassitari, anticritogamici di tutte le specie. Ricordatevi la Nova Agricola in via Cagliari qui a Oristano. Il gioco è semplice, ecco, impari a sederti qua. Il gioco è semplice, il bambino in mezzo.
I concorrenti devono essere imbragati con questa attrezzatura e aiutati dal loro capitano. Devono gonfiare un palloncino, io glielo consegno, uno per parte, gonfiare il palloncino, il capitano aiuta a legare il palloncino deve essere ben gonfio e fargli fare lo slalom attorno ai birilli con la spinta dell'aria azionata da questa macchina che ci fornisce la Nova Agricola. Chi butta a terra un birillo torna dove è caduto il birillo. Chi scoppia il palloncino, chi lo fa scoppiare deve tornare da me, gli riconsegno un palloncino e ricomincia da capo. 5 minuti di tempo massimo per questa prova. Siamo pronti? Al mio via dovete iniziare a gonfiare o a equipaggiarvi come meglio credete. Pronti? Via! Partiti! 5 minuti di tempo, vedo già il timer che è partito in questo momento, era partito, i concorrenti, ti ho fatto male piccolo? No? Poi gli regaliamo il palloncino, deve essere ben gonfio, mi sembra che vada bene quello di San Vero, anche quello di Milis, lo prendiamo per buono, tutti e due, vanno benissimo. Sistemare il palloncino in questi contenitori e partire, attenzione che se scoppia bisogna riprenderne un altro, passare dall'interno, controllatemi se è giusto, se mi volete dare un palloncino per ogni evenienza, così siamo pronti eventualmente. Controllatemi, io prego i giudici di controllarmi la regolarità dello slalom, perché ovviamente posso seguirne solamente uno. Quanto siamo di tempo? Siamo a 1 minuto. Ancora 4 minuti di tempo massimo. Io vi consiglio di andare tranquilli, perché con la tranquillità si lavora molto meglio. Vedete, il concorrente di Milis purtroppo ha avuto dei problemi. Mi sembra che si stia sgonfiando, o no? C'è San Vero in testa. Prego il nostro assistente di studio di dare un'occhiata. Mi sembra che abbia saltato un birillo, È tornato indietro in effetti. Se il palloncino dovesse sgonfiarsi ancora dovremmo crearne un altro, gonfiarne un altro. Vuol dire che è chiuso male. San Vero ha saltato un birillo. No? Io sento. L'ha saltato quello? L'ha saltato? Mi appello alla giuria. Io mi appello alla giuria. Vediamo un po', facciamo uno stop. No, io vorrei pregare l'assistente di studio, facciamo uno stop e controlliamo eventualmente ciò che è accaduto. Quindi stop pubblicità. Allora dopo questo stacco pubblicitario ha vinto San Vero, aveva ragione il concorrente, la giuria unitamente ai capitani ha controllato l'Ampex in Moviola, era giusto, Franco, perfetto, quindi nessuna contestazione. Un applauso a San Vero che si è aggiudicata questa ultima prova. Prova del fil rouge, 4 minuti, questo è l'ultimo gioco, 4 minuti a loro disposizione, dopodiché ci sarà il gran finale. Pronti al mio via? 5, 4, 3, 2, 1... Pelare, eccoci qua, partiti. Cercate di limpiare bene che non della sai nuda, non la sai a croce, nunca non vale se va stata limpiata. No, hai visto che stanno lavorando molto meglio, molto bene. L'hai fatto Giancarlo il soldato, l'hai fatto? No, non l'hai fatto. Non l'ha fatto. Comunque lo assumiamo, Sì, lo assumiamo. Ogni tanto c'è qualcuno che passeggia. Ha ragione il concorrente, capitano, qua bisogna farla ben pulita. Non lascia la scroscia, siamo a 48 secondi di gara, un quarto della gara è già trascorso.
C'è il pubblico che ormai è stanco, non incoraggia più con forza i concorrenti. Siamo a 1 minuto e 20. De grande sta convinto da quando l'impiava a tacco Bisogna da fare rotto, ci fai... Ma io ho i miei commentatori, così mi riposo un po' almeno. Ecco, se ti prego. Ma che prima l'impiava un manno, come dove stava la spitticca? Siamo a metà gara, metà gara. Non ti sta toccando, mi schivi, no. Bella questa inquadratura di Paolo. C'è il nostro primo cameraman, come puoi vedere, che vola da una parte all'altra. 2 minuti e 38 secondi, siamo quasi al termine. Dopo mi chiami a voi sprocco. Manca 1 minuto. 1 minuto al termine di questa ultima manche del fil rouge e di tutta questa sfida di oggi, finalmente, perché fa un caldo. Ma chi c'è? Terribile. E c'è Basca, la razzetta di Basca. Cerchiamo almeno di recuperare. Mancano 45 secondi. Con l'onore alle armi. Dai. C'è un concorrente che protesta perché pare che abbia leso un dito. Inquadriamo la ferita, Paolo, ce la fai? Mancano 15 secondi. Dai. Facciamo insieme 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. È terminata, si sfida. Pesiamo allora immediatamente. Io direi pesiamo prima, poi eventualmente ricorriamo. Questo è di Milis, vediamo se il peso ce la fa. Milis non lo muove? Sì. Siamo a? No, 54, come canto è tanto di Tu che sei una commerciante, vediamo un po' l'altro. 500. Ha vinto Milis, mi sa, mi sa che abbia vinto. No. Sì, controllato. Ha vinto Milis. Controllare la buccia. Perfetto. In sardo controllare Savonia, si era detto che non ci doveva essere bucce sulle patate. Le controlliamo una per una. Io direi facciamo i ricorsi dopo. Mettiamo così. Io direi una cosa, scusate un momento solamente. Scusate ragazzi, mi sembra un eccesso di cattiveria perché Sanvero ha già vinto. Questo è l'applauso del pubblico perché abbiamo fatto una scelta. Sono state eliminate quelle che erano le patate che avevano ancora della buccia attaccata. Questa è sono quelle che ha pelato Sanvero Milis. 3 kg e 600. La leviamo, mettiamo questa di Milis
e siamo a 3,1 kg, quindi ha vinto San Vero Milis, è 50, dai, è 50. Quindi andiamo dall'altra parte, se mi segue la camera, ce la facciamo? Ci trasferiamo di zona e io vorrei pregare a questo punto i bandabeni di venirmi vicini, se mi girate quel monitor per gentilezza così riesco a vedermi bene. Eccoci qua. Un microfono, mamma mia, è sempre il solito problema. C'è il microfono, sta arrivando anche il nostro microfonino, perfetto. Ecco il microfono, dobbiamo proclamare il vincitore. Ce la facciamo? Quello non arriva. Io prego, Livio, ti dispiace darmi un microfono? La situazione è abbastanza chiara, mi sembra. Siamo arrivati all'ultima parte, ancora un po' di silenzio da parte del pubblico, per gentilezza. L'ultimo gioco, che poi non è assolutamente importante ai fini della classifica, è quello delle torte in faccia. Cioè i vincitori, dopo il mio saluto, dovranno prendersi in faccia delle torte di panna scagliate da chi ha perso. Cioè si dovranno affacciare qua, mentre vanno le scritte finali, prenderanno in faccia queste torte. È arrivato il microfono per Lillicco, mi sembra. I due capitani vicino a me, per gentilezza, i due capitani, volete venire qui? Prima vi ho fatto i complimenti, saranno i complimenti che vi ho fatto prima, ma adesso state andando un po' maluccio, perché non vi fate vedere. Qua. Non ci arrivano. Eccolo qua. In compagnia dei bandabeni io devo dire questo. San Vero Milis si unisce a Seneghe per le finalissime. Ha vinto infatti oggi per 5-2. Allora un bel applauso a San Vero Millisi. San Vero Millisi. Ecco la stretta di mano. Allora noi che l'umio donne noi scascittasa. Allora San Vero Millisi, la prima cassetta dei Bandabenni, che la vedete, un bel applauso a San Vero Millisi. Un precetto. E invece a Millisi gli diamo pezza su Regè. A San Vero, a Millisi, ma io mi sbagliai pure, diamo la seconda cassetta dei Bandabeni, dove c'è anche la canzone, visto che ha perduto, Millisi, la sigla finale della trasmissione di TV0, Canto e Coro. Un bel applauso a Millisi, ok? Benissimo, a questo punto io consegno al capitano di San Vero i sacchi con i quali vi dovreste bardare per ricevere le torte in faccia. Siamo alla chiusura. L'appuntamento come al solito è per mercoledì prossimo alla stessa ora. Volevo ringraziare coloro che hanno partecipato, i Bandabeni, gli amici di San Vero, un applauso ai Bandabeni, gli amici di San Vero, gli amici di Milis, i nostri Stefan Tovi e Isabella, e ancora i gruppi che sono intervenuti, gli Stormy Six e Leano Morelli. Vi prometto per la prossima puntata un ospite d'eccezione. L'ho detto oggi prima qui in studio, le ragazzine stavano già urlando, non vi dico ancora nulla. Da Massimo Murtas la buonanotte, ciao a tutti. Quando sul sole illumina Sardie
Bell'uità di voris divertire, ora pensai sfastimus dessa gente, bello candu povrimmo bisi mamma, urtimu soli dessa vita nostra, quando da bisi no devis pensare, chissà di bolli scetti e scetti amare. Bello è tottusa Deus ringraziare, tottu su beni chi su sa donau, sa terra s'acqua tottu in questo mondo, in luci proprio no devi andare, non su scantausa tottu su decoro, sa vesta dei stellas del su cielo, e questa cosa nostra bussa e tottu, e se us in piazza vorrei festeggiare, bello candu scuri carammerie, candu su soli a cuara s'arriso, unis compangius fuori si giocare, entro del domo si poracce friso, bello è tottusa Deus ringraziare, tottu su beni chi su sa donau, sa terra s'acqua rottu in questo mondo, in luci proprio no devi andare, bello è tottusa Deus ringraziare, tottu su beni chi su sa donau, sa terra s'acqua rottu in questo mondo, in luci proprio no devi andare, in luci proprio no devi andare, in luci proprio no devi andare. Il mare che scintilla, con il nuraghe su laghi che domina, sotto il cielo azzurro che non svanisce mai, Santa Sofia campanile in alto, un simbolo forte che il tempo non ha franto, dalla marina a Puzzolidus a Mesalonga, la bellezza è tutta qui, non c'è storia più lunga, a Puzzolidus il mare è un sogno che ti accoglie, le onde danzano mentre il sole non si toglie.